Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra puntata numero 88. Puntata questa sera particolarmente delicata perché affronteremo il pensiero di uno dei nostri maggiori rappresentanti della nostra cultura e parleremo di Gramsci, o per meglio dire vedremo che cosa pensava Gramsci del nostro Risorgimento e, per meglio dire ancora, delle conseguenze che l'unità ha avuto. Io direi di, far vedere adesso, se è possibile, il nostro cartello del 5 per 1000, perché vogliamo ricordarlo sempre. Ecco qui. Uhm, questo da quest'anno è possibile anche fare questa operazione e, poi io direi di passare subito alla sigla, così dopo entriamo nell'argomento. Allora adesso eccoci. Allora, il titolo della trasmissione è "Il pensiero di Gramsci sul Risorgimento". Io non parlerò, di Gramsci, ma farò parlare lui. Leggerò dei suoi testi e li leggerò piuttosto lentamente, cercando di essere chiaro, in maniera tale che poi, possiate essere voi a commentarli. Prima di iniziare vi dico subito alcune mie, considerazioni. I testi di Gramsci sono caratterizzati da un'estrema chiarezza. Gramsci scrive in maniera molto lineare, ed è molto chiaro, cioè lui, non usa giri di parole, non usa termini particolari, ma è molto diretto, cioè attacca direttamente in maniera chiara i responsabili, dei guasti italiani dell'epoca, attacca il potere, quindi è molto diretto da questo punto di vista. La seconda caratteristica che si trova nei testi di Gramsci è il suo grande coraggio, cioè lui fa i nomi, di quelli che stanno compiendo i misfatti nella sua epoca, e questo coraggio poi, come sappiamo, lo ha pagato caramente. E quindi io, leggerò da 3 testi. Leggerò dall'Ordine Nuovo, la rivista fondata, nel 1919, della quale Gramsci è stato sempre il direttore. Poi leggerò, alcuni testi dal libro La questione meridionale e infine leggerò un testo dai quaderni dal carcere. Iniziamo dal primo testo che vi voglio proporre, che si chiama La questione romana ed è tratto dall'Ordine Nuovo del 2 ottobre 1920. Il patriottismo massonico e democratico voleva commemorare quest'anno con particolare solennità la data fatidica del 20 settembre. Ma quest'anno più che mai la vecchia musica è maledettamente stonata. La marcia trionfale diventa una marcia funebre. Il cinquantenario della Terza Italia coincide con il principio della sua fine. Lo Stato borghese, che secondo i professorelli nelle regge scuole doveva durare in eterno, doveva rappresentare le colonne d'Ercole della civiltà, non è durato che mezzo secolo, un attimo, di fronte alla storia, una breve parentesi.
I posteri sorrideranno, come del resto già sorridiamo noi, leggendo le tonnellate di libri e di giornali, di discorsi e di carmi con cui i retori e gli istrioni della democrazia e del patriottismo celebrano la breccia di Porta Pia come l'inizio di una nuova era della storia del mondo. Una nuova era? No, una breve parentesi. La questione romana non è risolta. Per troppo tempo il Partito Socialista, dominato da una cricca di massoni e di borghesucci, ha insozzato la sua bandiera partecipando al carnasciale commemorativo del 20 settembre. Noi professiamo un agnosticismo tutt'altro che benevolo e anche alquanto beffardo dinanzi a questa data storica. Pur ammettendo che l'unità nazionale potesse favorire lo sviluppo del movimento socialista, noi pensiamo che la soluzione migliore del problema nazionale italiano poteva essere assai diversa da quella che esso ha avuto. La unificazione d'Italia in una monarchia accentratrice non ebbe altra giustificazione che la forza delle armi e gli intrighi diplomatici dei Savoia. Della serietà dei plebisciti non è neanche il caso di parlare. Non è neanche il caso di parlare. In verità, sarebbe stato più conforme alle esigenze della situazione storica e ai bisogni del popolo italiano il programma federalista repubblicano del Cattaneo o anche il programma federalista neoguelfo del Balbo e del Gioberti. Malgrado le diffamazioni degli storici aulici e democratici, i cattolici italiani erano in fondo più patrioti dei patrioti. Porta Pia non fu che un meschino episodio militarmente e politicamente. Militarmente non fu che una grottesca scaramuccia. Fu veramente degna delle tradizioni militari italiane. Porta Pia rassomiglia in piccolo a Vittorio Veneto. Porta Pia fu la piccola, facile vittoria dell'aggressore, enormemente superiore all'avversario inerme. Come Vittorio Veneto fu la facile vittoria contro un avversario che non esisteva più. Politicamente Porta Pia fu semplicemente l'ultimo episodio della costruzione violenta e artificiale del Regno d'Italia. Tutto il resto è chincaglieria e retorica. Le belle frasi sulla terza Roma sono completamente vuote di senso. Roma è città imperiale e città papale. In ciò solo sta la sua grandezza universale. La terza Roma non è che una sporca città di provincia, un sordido nido di travetti, di albergatori, di bagasce e di parassiti. Mentre le due fasi della vera storia di Roma, l'imperiale e la papale, hanno lasciato traccia perenne nello splendore dei monumenti romani. La breve parentesi dell'occupazione sabauda lascia unica traccia di sé il Palazzo di Giustizia. Il monumento al Re Vittorio non è finito e speriamo che non sarà finito mai. Architettura da esposizione, statue di gesso e grottesche imitazioni decorative. Nato tra lo scandalo dei fornitori ladri e dei deputati patriottici corrotti, esso è degno di albergare la decadenza giuridica della società contemporanea. La questione romana non è risolta. Non potevano risolverla le cannonate del re di Savoia. La violenza militarista non può risolvere i problemi internazionali e la questione romana è un problema internazionale. Noi comunisti riconosciamo tra i tanti fatti di cui è costituita la realtà contemporanea anche il fatto religioso. Disconoscere l'esistenza di questo fatto è antipositivismo. Ostacolare
ai popoli la soddisfazione di questo bisogno è grandemente ingiusto ed è sommamente impolitico. Mi permetto di fare una piccola parentesi. Queste parole le farei leggere ai nostri amici della Comunità Europea, che pare abbiano preso proprio la strada che Gramsci intende ostacolare. Il bisogno religioso, il fatto religioso sono essenzialmente fenomeni universali, internazionali. Perciò, nonostante tutte le declamazioni della pseudosociologia democratica e di qualche socialista da loggia o da sinagoga, la Chiesa cattolica è società perfetta, assai più e meglio che lo Stato nazionale borghese. Dal contrasto tra le esigenze universali, internazionali, spirituali della Chiesa e le pretese dello Stato nazionale e borghese, pretese che sono idealmente, eticamente ed esteticamente inferiori, nasce la questione romana. Il potere temporale dei papi, a torto vituperato da semi-analfabeti del libero pensiero, è stato un modus vivendi storicamente necessario e inevitabile. È stata l'unica forma che potesse nei secoli passati garantire la libertà della Chiesa. La legge delle guarentigie, monumento di ipocrisia e di malafede liberale, non può garantire in nessun modo i diritti dei cattolici. Essi hanno tutte le ragioni di chiedere, finché dura l'attuale sistema selvaggio di pluralità statale, che essa sia internazionalizzata, che la posizione giuridica della Chiesa sia regolata internazionalmente. Pretendere che lo Stato italiano abbia il diritto di legiferare con assoluta sovranità in questioni eminentemente internazionali sopra istituzioni eminentemente internazionali qual è la Chiesa, solo perché il centro di questa istituzione si trova in Italia, costituisce una colossale prepotenza, un atto di arbitrio che offende nel tempo stesso il diritto e il buonsenso. Questa è la prima parte dell'articolo e vi leggo solo questa parte, che però è molto, molto significativa. Vediamo un po' i commenti. Io vorrei che commentaste voi questi testi, perché sono testi talmente importanti che veramente si ha difficoltà a commentarli. E certo, sentire Gramsci attaccare in maniera così forte lo Stato accentratore fa certamente impressione e sicuramente non è un qualcosa che non ci si aspetta. Leggendo questo testo che vi ho appena terminato di leggere e ascoltando i testi che sentirete ora, comprenderete una cosa, comprenderete perché di Gramsci non si parla quasi mai. In Italia abbiamo tante trasmissioni, tanti canali che si occupano di storia, di cultura, di pensiero. Abbiamo tanti giornali che hanno inserti culturali, ma Gramsci è come se fosse stato rimosso. Dopo aver ascoltato questo pezzo, penso che cominciate a comprendere perché. Perché il pensiero di Gramsci oggi sarebbe estremamente scomodo. Ma quello che vi ho letto ora è solo una parte, è solo l'inizio. Adesso vi leggo un paio di pezzi molto più brevi di questo dalla Questione meridionale. La Questione meridionale è un libro che è stato realizzato con vari articoli di Gramsci, tratti da varie fonti, ma principalmente proprio dalla rivista L'Ordine Nuovo, e in questi articoli si vede si vede come Gramsci poco per volta giunge alle conclusioni drammatiche alle quali giunge sulle conseguenze dell'unità. Mi chiedo perché negli anni le grandi menti italiane non abbiano mai incorporato nelle loro istanze politiche il pensiero gramsciano.
Dunque, quando Gramsci scrive queste cose e le cose che vi leggerò ora, non era assolutamente solo a scriverle. C'erano molti altri pensatori, anzi tutti i maggiori pensatori dell'epoca, bene o male, ovviamente in maniera meno diretta, dicevano le stesse cose. Basta ricordare Antonio De Viti De Marco, basta ricordare Ettore Ciccotti, basta ricordare anche Nitti che era un po' più moderato, e diciamo un altro abbastanza estremo come Gramsci sicuramente era Guido Dorso. Tutti questi pensatori attaccavano lo Stato italiano per quello che aveva fatto e per quello che stava facendo e per tutte le ingiustizie che aveva compiuto. E poi tutto questo è finito. Rispondo a Michael, tutto questo è finito. È finito perché con le vicende della prima guerra mondiale e con le vicende del fascismo è finita la libertà di parola e si è inventata una nuova retorica, che poi è quella che è diventata dominante. E vedo che nominate Zitara. Dopo la fine della prima guerra mondiale c'è stata la politicizzazione della cultura italiana e quindi chiaramente tutto è stato visto con la lente deformante del pensiero politico e il pensiero politico ci portava ad alcune conseguenze. Bisognava esaltare lo Stato, esaltare l'unità, non bisognava più che ci fossero dubbi di questo genere. E poi comunque il partito, diciamo così, il comitato d'affari del nord-ovest aveva preso il sopravvento, ma adesso sentiremo anche qualche cosa a questo proposito. Dalla questione meridionale vi leggo un passaggio tratto da un articolo di Gramsci scritto sull'Ordine Nuovo il 3 gennaio 1920. La borghesia settentrionale ha soggiogato l'Italia meridionale e le isole e le ha ridotte a colonie di sfruttamento. Il proletariato settentrionale, emancipando se stesso dalla schiavitù capitalistica, emanciperà le masse contadine meridionali, asservite alla banca e all'industrialismo parassitario del settentrione. La rigenerazione economica e politica dei contadini non deve essere ricercata in una divisione delle terre incolte, ma nella solidarietà del proletariato industriale, che ha bisogno a sua volta della solidarietà dei contadini, che ha interesse a che il capitalismo non rinasca economicamente nella proprietà terriera e ha interesse a che l'Italia meridionale e le isole non diventino una base militare di controrivoluzione capitalistica. In questo breve pezzo c'è il nucleo del pensiero di Gramsci. Lui riteneva che tutti gli sfruttati italiani dovessero unirsi in un'unica grande lotta. Gli operai delle fabbriche e i braccianti del sud dovevano stare dalla stessa parte e insieme, collaborando reciprocamente, avrebbero sconfitto gli sfruttatori. Questo è, in sintesi, il pensiero di Gramsci. Ma da questo articolo non leggo altro. Leggo adesso un passaggio da un altro articolo del 15 marzo 1924. Ora, noi sappiamo che molti storici revisionisti oggi dicono che l'industria meridionale venne distrutta anche materialmente, chiudendo alcune fabbriche e portando le attrezzature al nord. Può sembrare un'esagerazione, può sembrare una controleggenda, e però purtroppo questa cosa è accaduta veramente e uno di questi episodi, il più importante di questi episodi, ci viene documentato proprio da Gramsci. Sentiamo Gramsci cosa ci dice. Gli industriali aiutano Mussolini con le belle parole. Tra le forze che portarono Mussolini al potere c'è anche questo famoso comitato
di affari del del nord-ovest, diciamo, chiamiamolo così. Gli industriali aiutano Mussolini con le belle parole, ma alle belle parole seguirono poco dopo fatti più espressivi delle parole stesse: la conquista delle società cotoniere del Salernitano e il trasferimento delle macchine camuffate da ferro vecchio nella zona tessile lombarda. Cosa era successo? Era successo che l'industria tessile salernitana, che aveva come capofila la Wenner, cioè una grandissima industria svizzera che si era trasferita nel sud, ma 100 anni prima, faceva concorrenza, faceva ombra alla industria tessile settentrionale. Gli industriali che avevano appoggiato Mussolini, che avevano contribuito alla sua ascesa al potere, presentarono il conto. Il conto era costituito da questi due elementi. Uno, nazionalizzare la Wenner, chiuderla e distruggerla per evitare la sua concorrenza alle industrie settentrionali, e poi togliere al Banco di Napoli il diritto di battere moneta, perché il Banco di Napoli era ancora banca emittente nel 1924-25 e battendo moneta, emettendo moneta, con questa operazione condizionava tutta l'economia del Sud Italia. Era una specie di ministero ombra dell'economia meridionale. Quindi il conto fu saldato, perché non poteva essere diversamente. Nel 1924 la Wenner, senza alcun apparente motivo, venne nazionalizzata dalla sera alla mattina e le sue attrezzature vennero, come ci dice Gramsci, camuffate da ferro vecchio e trasportate in Lombardia, e nel 1926 venne tolta al Banco di Napoli il diritto di battere moneta, trasformandolo in una banca come tutte le altre e danneggiando in maniera decisiva e forse determinante l'economia del Sud. Questo è quello che bisogna sapere. Quindi la Wenner venne chiusa. Completo il discorso ricordandovi che il signor Wenner, che era uno svizzero e viveva a Capri, morì di crepacuore. Questa è la storia che non vi raccontano e non vi racconteranno mai. La questione meridionale è un libro che tutti dovremmo tenere in casa, tutti i meridionali ma anche i settentrionali, perché è un'analisi lucida, direi quasi scientifica, di quello che è accaduto, ed è anche un documento che ci fa comprendere come Gramsci poco per volta sia arrivato a queste conclusioni. Chiudiamo adesso con un pezzo tratto dai Quaderni dal carcere. Dunque, il pezzo è piuttosto lungo. Io adesso voglio cercare di prendere la parte più significativa. Un altro elemento per saggiare la portata reale della politica unitaria ossessionata di Crispi è il complesso di sentimenti creatisi nel settentrione riguardo al Mezzogiorno. Qua Gramsci affronta il discorso del razzismo che all'epoca c'era, molto forte, ma è un fenomeno tutto sommato che esiste ancora, anche se oggi viene un po' sottaciuto. All'epoca era un fenomeno molto conclamato. La miseria del Mezzogiorno era inspiegabile storicamente per le masse popolari del Nord. Esse non capivano che l'unità non era avvenuta su una base di eguaglianza, ma come egemonia del Nord sul Mezzogiorno, nel rapporto territoriale città-campagna, cioè che il Nord concretamente era una piovra
che si arricchiva alle spese del Sud e che il suo incremento economico-industriale era in rapporto diretto con l'impoverimento dell'economia e dell'agricoltura meridionale. Il popolano dell'Alta Italia pensava invece che se il Mezzogiorno non progrediva dopo essere stato liberato dalle pastoie che allo sviluppo moderno opponeva il regime borbonico, ciò significava che le cause della miseria non erano esterne, da ricercarsi nelle condizioni economico-politiche obiettive, ma interne, innate nella popolazione meridionale, tanto più che era radicata la persuasione della grande ricchezza naturale del terreno. Non rimaneva che una spiegazione: l'incapacità organica degli uomini, la loro barbarie, la loro inferiorità biologica. Queste opinioni già diffuse, attenzione a questo passaggio, il lazzaronismo napoletano era una leggenda di vecchia data, quindi su questo punto, sul quale non possiamo soffermarci oggi, abbiamo una testimonianza importantissima da parte di Gramsci. Il lazzaronismo, cioè tutto quel complesso di luoghi comuni e, e di calunnie sul popolo napoletano che esisteva all'epoca, ci dice Gramsci che erano una leggenda. Queste opinioni già diffuse furono consolidate e addirittura teorizzati da sociologi del positivismo, Niceforo, Sergi, Ferri, Orano e ovviamente il più noto, Lombroso, assumendo la forza di verità scientifica in un tempo di superstizione della scienza. Direi che a questi signori Gramsci li fa a pezzi. Si ebbe così una polemica nord-sud sulle razze e sulla superiorità e inferiorità del nord e del sud. A questo proposito, lo dice Gramsci, confrontate i libri di Nicola Colaianni, che poi è questo, eccolo qua, questo è il libro qua, il libro di Napoleone Colaianni, Settentrionali e Meridionali, e il libro di Ettore Ciccotti, Mezzogiorno e Settentrione d'Italia, che è quest'altro. Sono libri molto, molto interessanti e anche questi libri meriterebbero una trasmissione a sé stante. Quindi si ebbe così una polemica nord-sud, a questo proposito confrontare i libri di Napoleone Colaianni e Ettore Ciccotti. Intanto rimase nel nord la credenza che il Mezzogiorno fosse una palla di piombo per l'Italia, la persuasione che più grandi progressi la civiltà industriale moderna dell'Alta Italia avrebbe conseguito senza questa palla di piombo. Nei principi del secolo si inizia una forte reazione meridionale, ed è vero, anche su questo terreno. Nel congresso sardo del 1911, tenuto sotto la presidenza del generale Ruggin, si calcola quante centinaia di milioni siano stati estorti alla Sardegna nei primi 50 anni dello Stato unitario a favore del continente. Qua vi faccio notare subito una cosa. Grazie Aldo. Gramsci non ci pensa neanche un istante e dà per scontato che le vicende della sua Sardegna siano assimilabili alle vicende del Sud. Non è che lui inserisce la Sardegna in questo discorso e dice anche per la Sardegna valgono queste stesse osservazioni. Lui dice che il Sud viene sfruttato e poi ci porta come esempio quello che è accaduto alla Sardegna. In questo inizio di secolo si realizza anche un certo blocco intellettuale pan-italiano, con a capo Benedetto Croce e Giustino Fortunato, che cerca di imporre la questione meridionale come problema nazionale. In ogni rivista di giovani che abbiano tendenze liberali democratiche e in generale si propongano di svecchiare e sprovincializzare la vita e la cultura nazionale, in tutti i campi, nell'arte, nella letteratura, nella politica, appare non solo l'influsso del Croce e del Fortunato, ma la loro collaborazione, così nella voce, nell'unità, nella patria, nell'azione liberale, eccetera. L'influsso di questo blocco si fa strada nel fissare la linea politica del Corriere della Sera di Albertini e nel dopoguerra, data la nuova situazione, appare nella Stampa, dopoguerra, dopo la Prima Guerra Mondiale, e nel giolittismo, con l'assunzione del Croce nell'ultimo governo Giolitti.
La presenza di Croce nell'ultimo governo Giolitti è importantissima, perché Croce fece approvare delle leggi che tutelarono il paesaggio, tutelarono la natura, leggi che hanno avuto i loro effetti fino ad oggi. Il movimento si sviluppa fino al suo maximum, che ha anche il suo punto di dissoluzione. Questo punto è da identificare nella particolare presa di posizione di Gobetti e nelle sue iniziative culturali. La polemica di Giovanni Ansaldo contro Guido Dorso è il documento più espressivo di tale punto d'approdo e di risoluzione, anche per la comicità che oramai appare evidente negli atteggiamenti gladiatori e di intimidazione dell'unitarismo ossessionato. Con questo testo chiudiamo la trasmissione. Certo, è stata una trasmissione un po' difficile da seguire rispetto al nostro solito. Noi facciamo sempre delle trasmissioni molto discorsive e cerchiamo sempre di avere almeno 2 voci in trasmissione, in modo da non tediare, da attirare l'attenzione degli ascoltatori, ma questa sera era una trasmissione questa che prima o poi dovevamo fare. Adesso è rimasto tutto registrato, quindi potete con tutta calma riascoltare questi passaggi e adesso, dopo averli sentiti, potete apprezzare pienamente che cosa? 1, la chiarezza del linguaggio di Gramsci, chiarissimo, è diretto. Lui non usa mezzi termini, non usa giri di parole, attacca quelli che andavano attaccati. E poi la sua estrema chiarezza e il coraggio con il quale lui si mette anche contro tutti. A proposito delle sue posizioni sulla Chiesa, in quel momento veramente lui era contro tutti, ma le cose che lui dice non sono cose dette da un cristiano che si sente in dovere di difendere le istituzioni della sua Chiesa, sono cose dette da un pensatore che obiettivamente ritiene che non è semplice portare Gramsci in trasmissione. Spero però di esserci riuscito, perché poi in fin dei conti uno sforzo di attenzione per mezz'ora si può anche fare. Poi abbiamo sempre il vantaggio che la trasmissione rimane registrata, quindi si può anche ritornare sulle cose dette. Dicevo quindi, lui dice queste cose perché obiettivamente la Chiesa poteva essere realmente l'elemento unificatore della società italiana dell'epoca. Non ce n'erano altri. Tutto il resto è stato inventato, è stato costruito sul nulla, sul vento, sulle menzogne. E questo è quello che positivisticamente, cioè lui lo dice a un certo punto, e questa è una questione, dico queste cose semplicemente perché politicamente è così, perché da un punto di vista pratico è così. E quindi io penso che abbiamo fatto una trasmissione che ha una sua importanza e avevo paura di essere poco ascoltato, invece vedo che c'è un grande numero di commenti e tutti sono molto positivi. Vi ringrazio per l'attenzione. Chissà se Donato riesce a mandare nuovamente le fotografie delle pagine, così vi dico di cosa si tratta. Ecco qua, vabbè, questa è la copertina della Questione meridionale, il libro che tutti i meridionali dovrebbero tenere in casa e ogni meridionale dovrebbe regalare questo libro ad un settentrionale. Queste sono le pagine che ho letto della Questione meridionale e dei Quaderni dal carcere. Vediamo appresso cosa c'è. Sì, confermo. Quaderni dal carcere e Questione meridionale. Questa è la pagina dell'Ordine Nuovo dalla quale ho tratto l'articolo La questione romana, ma non l'ho letto tutto ovviamente, ho letto solo la prima parte, la parte più immediata. E poi c'era una bella fotografia anche di Gramsci con la quale penso che ci possiamo salutare ringraziandolo per le
cose importanti e per la lucidità con la quale ha esaminato le questioni della nostra storia. Vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima.